partiti da Marghera per andare a Bologna alla Lamborghini insieme alla Fiocchi. Bologna una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Sono Gennaro Cifariello, delegato FIOM CGIL Automobili Lamborghini e mi occupo del training center nell'elaborazione del carbonio. Il progetto DESI nasce come una sponsorizzazione, un'iniziativa di una fondazione dei dipendenti del gruppo Volkswagen. Tutti gli anni viene selezionato un progetto nei paesi dove la Volkswagen ha i suoi stabilimenti. Penso che fosse una scuola materna o comunque un edificio che era venuto giù dalle parti di San Felice sul Panaro, ricostruirlo secondo dei criteri da eccellenza scolastica. La prima idea era quella di fare una sorta di scuola dei mestieri, della metalmeccanica, per tutti quelli che avevano abbandonato la scuola. Quindi, dopo venne tutto quanto invece orientato sul un progetto di questo genere. Nel progetto DESI i ragazzi che terminano il terzo anno delle scuole professionali vengono vagliate le diverse domande. Alla fine di questa valutazione possono iniziare il loro percorso, che è partito praticamente per 2 classi di 24 ragazzi, 24 per la Ducati, 24 per la Lamborghini, un totale di 48. Alla fine di tutto il percorso, da un lato ti viene rilasciato il diploma di scuola superiori, quindi proprio il diploma di Stato. Dall'altro ti viene rilasciato anche un attestato di frequenza della parte pratica della Lamborghini, che ti danno la possibilità comunque di poter o entrare nel mondo del lavoro oppure comunque di proseguire per il percorso universitario. La sinergia nasceva soprattutto dal presupposto che i ragazzi non sarebbero stati impiegati come lavoratori nelle aziende. La loro formazione professionale, quindi pratica, doveva avvenire in un ambiente tra virgolette protetto, quindi non direttamente in contatto con le linee di produzione, ma avere uno spazio dedicato alle loro attività di training. Diciamocela tutta, imparare un lavoro quando sei lì con qualcuno che te lo insegna, addirittura dedicato, lo impari. Da noi c'è un primo blocco di mesi dedicati all'attività scolastica e un secondo blocco di mesi dedicati all'attività professionale. Dopodiché, se va bene, se dà dei risultati positivi, si partirà poi dopo con un successivo biennio, e là non so dirvi se per caso poi ci sarà un continuo e una trasmissione con le scuole. Finisci 3 anni, passi a fare il progetto DESI. Questa è una cosa che ancora non è stata contemplata. Loro lavoreranno non solo con dei tecnici specializzati che gli insegneranno, ma anche con il materiale che si utilizzano nelle linee di produzione. Chi fa anche un istituto professionale, chi impara anche un mestiere, in realtà non conosce lo stato dell'arte e della tecnologia, che davvero possano essere un'avanguardia. Adesso non dico un'avanguardia solo a livello nazionale, ma anche nel mondo del lavoro, dare loro un'opportunità e dare a noi un'opportunità di fare un ricambio generazionale che non è da poco. È stato grazie a un'associazione di lavoratori che questo è stato reso possibile, non da una realtà aziendale che ci ha creduto. Abbiamo la speranza che poi altre aziende, visto che siamo parte di un territorio molto ricco dal punto di vista industriale, recepiscano l'importanza e la validità di un sistema di questo tipo e quindi inizino a capire che si possa investire seriamente in una cosa di questo tipo. Che quasi ricordo e in odor di passato.